Buongiorno a tutti, bentrovati. L'incontro che oggi vi abbiamo proposto ha l'obiettivo di fare il punto sulla azione 141 del PNRR. Quello che ci proponiamo come Regione Veneto, assieme ai colleghi che sono presenti, è di continuare in quel percorso che Regione Veneto ha iniziato da quando il PNRR ha prodotto l'occasione di portare una trasformazione digitale verso il territorio, continuare il percorso di accompagnamento dei nostri enti. Oggi quindi l'incontro sarà sviluppato attraverso una mia breve presentazione, vi ruberò solo qualche minuto, poi interverranno i colleghi che si sono occupati dello sviluppo della nuova versione di MyPortal 3, adeguata a quelle che sono le prescrizioni contenute nel bando 141, per cui l'obiettivo è di farvi toccare concretamente come stiamo lavorando per mettervi a disposizione già prima dell'estate una nuova versione di MyPortal 3 completamente adeguata ai vincoli che ci propone il bando 141 del PNRR. A seguire di questa presentazione, il collega Stefano De Colle della Regione del Veneto proverà a indicarci quali sono i prossimi passi che ci aspettiamo per potervi mettere a disposizione al meglio le risorse tecniche e professionali che sono necessarie ad accompagnarvi fino alla realizzazione degli obiettivi della 141. Seguirà un intervento di Giovanni Pigato per illustrarvi l'informativa di cui noi abbiamo bisogno, le informazioni di cui noi abbiamo bisogno di avere a disposizione già da ora per poterci preparare al meglio in questo percorso di accompagnamento. E infine lasciamo un po' di spazio alle domande che possono venire dai colleghi del territorio, e da questo punto di vista ci aiuterà ANCI Veneto il collega Antonio Maria Anselmi, che come sapete assieme a Regione Veneto ANCI sta portando avanti questo percorso di accompagnamento sulle misure del PNRR. Vi rubo solo qualche altro minuto per darvi alcuni messaggi che secondo noi sono importanti per darvi la possibilità di eventualmente fare le scelte che ritenete più opportune rispetto al bando 141, ma non solo. Il primo messaggio è che Regione del Veneto sta sviluppando e adeguando le piattaforme. A seguire vi faremo vedere un concreto esempio. Sta sviluppando le piattaforme non solo MyPortal, ma anche MyD e MyPay. Sta sviluppando queste piattaforme per dare la concreta possibilità agli enti che volessero utilizzare le piattaforme regionali per raggiungere gli obiettivi del PNRR. Stiamo quindi adeguando queste piattaforme per mettervi nelle migliori condizioni possibili nel caso vogliate scegliere l'infrastruttura regionale, le piattaforme abilitanti regionali. Quindi stiamo adeguando MyPortal, ma non solo. Sempre entro l'estate avremo una migrazione del sistema dall'attuale infrastruttura on-site che stiamo utilizzando, quindi oggi eroghiamo MyPortal, MyPay e MyD dalla infrastruttura regionale di Porto Marghera, qui a Mestre. Entro l'estate
migreremo questa infrastruttura in cloud, su un cloud AWS, e questo darà la possibilità di mettere a vostra disposizione non solo le applicazioni adeguate ai requisiti del PNRR, ma erogate anche da un cloud certificato che, nel caso fosse di vostro interesse, può mettervi anche a disposizione dei servizi per metterli a vantaggio del bando cloud del PNRR. Quindi stiamo procedendo a consolidare la nostra infrastruttura, ma i progetti che sono attualmente in corso e che si concluderanno entro l'estate sono solo alcuni dei progetti che noi abbiamo in programmazione. Sapete, per quei comuni che fanno parte delle cosiddette autorità urbane, che è in corso la definizione delle strategie sullo sviluppo urbano sostenibile, e ci sono altri 2 progetti che sono partiti e che saranno realizzati dalle autorità urbane. Per intenderci, per chi conoscesse il progetto MyCity, vi sarà un nuovo finanziamento sul progetto MyCity, che quindi darà la possibilità di estendere ancora di più le funzionalità e migliorare la qualità dell'infrastruttura MyPortal, ma poi vi sarà anche un altro progetto, sempre sulle autorità urbane, che si chiama MyData 2 in questo caso, che sarà anche questo un'evoluzione della infrastruttura di gestione dei dati, che in ogni caso sarà messa a disposizione del territorio. Quindi il messaggio forte che volevamo darvi è: chi partecipa alle iniziative regionali ha a vantaggio dei sistemi che non hanno costi di gestione, perché la Regione Veneto li eroga gratuitamente, e sui quali ci saranno nel breve termine dei finanziamenti importanti per evolverli. E ho parlato dello sviluppo urbano sostenibile, ma ci sono altre 2 progettualità, quindi ci sarà un'ulteriore progettualità a Gire 2 e ci saranno dei nuovi finanziamenti per estendere dopo MyCity 2 la capacità di erogazione dei servizi di MyPortal e più in generale delle infrastrutture regionali. Quindi il messaggio forte che volevo consegnarvi è: la scelta di aderire alle piattaforme abilitanti regionali è una scelta che va nel senso di un processo di continua evoluzione di questa piattaforma, che avviene in maniera collaborativa con tutti gli enti del nostro territorio. Le infrastrutture che mettiamo a disposizione non vogliono sostituire le aziende ICT del nostro territorio, che sono fondamentali per accompagnarci a utilizzare le piattaforme abilitanti regionali e per integrare alle piattaforme abilitanti regionali i sistemi gestionali delle singole aziende. L'obiettivo della Regione Veneto qual è? È quello di avere un'infrastruttura che disaccoppi la complessità dei sistemi gestionali verso un obiettivo di semplificazione dei servizi verso i cittadini, ma anche di facilitazione degli operatori della PA, che si trovano un'infrastruttura governata dalla pubblica amministrazione che media le complessità dei sistemi informativi verso un obiettivo di transizione digitale e di un servizio ai cittadini sempre più efficiente ed efficace. Adesso mi fermo qui e ringrazio veramente tutte le persone che stanno partecipando a questo webinar
e do la parola ai colleghi che hanno sviluppato, Paolo Bertuzzo, che ci stanno aiutando a sviluppare l'adeguamento di MyPortal alle specifiche PNRR. Quello che volevamo darvi concretamente come messaggio con questa demo è che a breve avrete un nuovo portale adeguato al PNRR. Prego Paolo, non so se fai tu la presentazione. Sì, grazie Antonino, piccolo cappello introduttivo, poi lascio la parola e sotto lo schermo ai colleghi. Quello che andiamo a vedere adesso è di fatto una demo che mira a farvi vedere quelle che sono l'evolutiva di MyPortal rispetto al PNRR, sia per quanto riguarda quello che conosciamo tutti come portale istituzionale, quello che è il CMS di MyPortal, quindi l'adeguamento di quello che è il CMS e il mondo informativo MyPortal, che rappresenta i portali istituzionali dei comuni, degli enti che si appoggiano appunto a questa piattaforma, adeguato a quello che il PNRR chiede, e una seconda parte che vi farà vedere invece quella che è la nuova incarnazione dell'area servizi, che sarà strettamente collegata poi all'ente, quindi di fatto anche graficamente rappresenterà un po' quello che è il tematismo dell'ente, e che sarà il nuovo contenitore di servizi che si affiancherà ai sempre presenti applicativi regionali già noti come la MyPA di fatto, e che rappresenta appunto l'evoluzione dell'aspetto dei servizi per quanto riguarda appunto l'avviso che Agile ha emanato e che richiede appunto di rivedere quella che è l'esperienza utente sui servizi digitali della PA. Io lascerei lo schermo a Matteo Martinello, che ci presenta appunto intanto l'evoluzione del portale informativo, quindi il CMS di MyPortal, verso quella che è la direzione dell'avviso 141. Prego, Matteo. Buongiorno, vedete la condivisione? Sì, vediamo. Sì, c'è. Allora vi mostro un esempio di sito di un'amministrazione comunale che stiamo sviluppando e che è aderente alle linee guida di Agit. Partiamo dall'home page e faccio solo una premessa. Le linee guida riguardano lo stile, quindi le pagine dell'applicazione che devono essere fatte in un certo modo, ma anche i contenuti e che devono rispettare alcune categorie, devono far parte di alcune categorie e entreremo un po' più nel dettaglio man mano che vedremo le varie pagine. Partiamo dall'home page, quindi è un po' diversa da quella precedente, c'è una testata che ha come colore principale, colore di default, il verde, poi abbiamo previsto la possibilità di cambiare il tema dell'applicazione e quindi il colore primario non sarà più verde, ma potrà essere azzurro piuttosto che un altro colore, come di fatto avveniva in precedenza. C'è una sezione con delle notizie in evidenza, questo concorso idee per giovani, e si nota subito che la notizia riporta alcuni tag, queste chips, tempo libero, imprese, politica commerciale. Questi corrispondono alle aree tematiche del vecchio portale e sono delle etichette che consentono di collegare per ambiti vari contenuti diversi del portale, quindi contenuti di tipo eventi o luoghi o servizi che hanno a che fare col tempo libero sono accomunati da questo tag e questo consente di creare delle pagine tematiche all'interno dell'applicazione che poi vedremo che contengono tutti i contenuti che ad esempio hanno a che fare col tempo libero o con la politica commerciale, come in questo caso. Cliccandoci sopra si accede a questa pagina tematica dedicata al tempo libero, dove sono presenti gli eventi che hanno a che fare col tempo libero, i luoghi, le notizie, i servizi e quant'altro. Subito sotto c'è una sezione con una serie di contenuti in evidenza che possono essere selezionati dall'utente. Abbiamo un evento, più di un evento in realtà, e una notizia, e ciascun contenuto consente di accedere alla pagina che lo descrive. Ad esempio, se volessi maggiori informazioni sull'ordinanza antismog, potrei accedere direttamente dall'home page cliccando sull'apposita icona.
Segue una sezione con un calendario degli eventi, quindi sono riportati i 4 giorni successivi a quello in corso e si può scorrere per arrivare agli 8 giorni successivi. Per ciascuno di questi è presente un elenco di eventi pianificati per quei giorni. Cliccando sull'evento si accede alla pagina con il dettaglio di questo evento. La sezione successiva riguarda gli argomenti in evidenza. Gli argomenti sono quelli di cui abbiamo parlato in precedenza, cioè questi tag tempo libero, imprese, politica commerciale, ce ne sono vari, sono più di 50, che consentono di dividere i contenuti dell'applicazione in base alle aree tematiche. Questa sezione è dedicata agli argomenti, per cui ci sono 3 argomenti che possono essere selezionati e per ciascun argomento 3 o come nell'ultimo caso ce n'è solo uno, quindi viene mostrato solo quello, contenuti che hanno il tag corrispondente all'argomento, quindi 3 contenuti che riguardano il tempo libero, 3 che riguardano lo sport, 3 che riguardano i prodotti alimentari. Come al solito cliccando si accede alla pagina di dettaglio del contenuto. Questa è la pagina di dettaglio di un luogo, contiene ad esempio la mappa per raggiungerlo e un po' di informazioni, poi vedremo un po' più nel dettaglio, oppure si può accedere alla pagina che riguarda il singolo argomento, quindi ad esempio la pagina dedicata allo sport, che quindi contiene, come dicevamo, tutti i contenuti che hanno a che fare con lo sport, luoghi come Palazzetto dello Sport o notizie che hanno a che fare con lo sport, poi a seconda di quanti contenuti sono presenti nel sito ci possono essere anche altre sezioni. Vengono mostrate solo le sezioni per cui effettivamente esistono dei contenuti. La sezione successiva è quella dei siti tematici, che sono dei siti esterni al sito dell'amministrazione che possono essere raggiunti comodamente cliccando qui, quindi è un modo per mettere in evidenza alcuni siti esterni a quello dell'amministrazione e a renderli facilmente raggiungibili. Segue una scheda di valutazione della chiarezza della pagina, requisito di Agid, che è presente in quasi tutte le pagine dell'amministrazione, del sito dell'amministrazione, che consente di esprimere una valutazione sulla qualità di ogni pagina. Segue una sezione per contattare in caso di problemi l'amministrazione o di fare delle domande o di prenotare un appuntamento presso gli uffici dell'amministrazione e infine il footer comune a tutte le pagine dell'applicazione con una serie di link a siti esterni piuttosto che a sezioni del sito dell'amministrazione. Ad esempio si può accedere alla pagina delle FAQ oppure alla pagina delle note legali, segnalare un disservizio e così via. Dopo l'home page cominciamo a vedere le pagine, quelle che vengono chiamate pagine di primo livello di navigazione, vale a dire le pagine accessibili direttamente dall'header, quindi le 4 pagine elencate sotto il logo del comune. Amministrazione, novità, servizi e vivere il comune. La sezione amministrazione contiene una testata con una descrizione della pagina, dei contenuti in evidenza, quindi trattandosi della sezione amministrazione, contenuti in evidenza sono ad esempio le persone che fanno parte dell'amministrazione, oppure informazioni ad esempio sulla giunta comunale. E l'ultima sezione è quella che riguarda le varie categorie di contenuti che hanno a che fare con l'amministrazione, quindi aree amministrative piuttosto che uffici, organi di governo, politici, eccetera. Cliccando su ciascuno di questi contenuti io vado direttamente alla pagina che riguarda il contenuto, ad esempio se volessi maggiori informazioni sulla giunta del comune, basterebbe cliccare per accedere alla pagina di dettaglio della giunta
con un po' di informazioni come le sedi, i contatti, i membri della giunta. Oppure potrei volere maggiori informazioni in generale sui politici. Per fare questo si può cliccare sulla card apposita e compare la pagina dedicata ai politici. Le pagine sono molto simili tra loro, hanno tutte un'intestazione con la descrizione, una serie di contenuti in evidenza. Qui è presente solo un contenuto perché è stato creato solo quello, però in generale ce ne saranno 3 divisibili. Possono anche essere impostati 6 contenuti visibili, o insomma a discrezione dell'utente. E alla fine una sezione con tutti i contenuti disponibili che consente di vederne un po' di più. Anche qui il numero di elementi visibili a discrezione. Posso chiederti di dare la sezione servizi, che magari è quella un po' più, diciamo, interessante, così da non occupare troppo tempo. Grazie. Ok. Allora, la pagina dei servizi è una pagina a cui si accede direttamente dall'header, dalla testata, consente di vedere tutti i servizi messi a disposizione dall'amministrazione, c'è una barra di ricerca che consente di filtrarli, si possono caricare altri risultati e l'ultima sezione riguarda le categorie di servizi, quindi i servizi sono divisi in categorie e ognuna di queste schede corrisponde alla pagina dedicata alla singola categoria di servizio. Ad esempio potremmo vedere un servizio nel dettaglio come l'iscrizione alla biblioteca. Cliccandoci sopra accediamo alla pagina di dettaglio del servizio, che è simile alle pagine di dettaglio dei contenuti che abbiamo visto finora. Contiene una testata, un'immagine a tutto schermo e una serie di informazioni sul servizio, come a chi è rivolto, una descrizione e tutto quello che è necessario fare per accedere al servizio. In particolare, poi si possono scaricare degli allegati, ci sono gli argomenti di cui parlavamo prima e i collegamenti ad altri contenuti collegati come i contatti o la giunta comunale in questo caso. Diversamente dalle pagine degli altri contenuti, le pagine dei servizi consentono di prenotare un appuntamento presso gli uffici del comune per quel servizio. Cliccando su prenota appuntamento si accede alla pagina della prenotazione. La pagina della prenotazione consente di selezionare l'ufficio presso cui effettuare la prenotazione e ogni servizio consente di restringere il numero di uffici disponibili, per cui a ogni servizio saranno associati solo alcuni dei possibili uffici o anche uno solo come in questo caso. Infatti il menu mi consente di selezionare solo biblioteca perché il servizio era la biblioteca. Qui posso andare avanti e provare a prenotare un appuntamento, compare il calendario, poi Nicola fornirà maggiori dettagli sulla parte dei servizi. Selezionando un giorno, una tipologia di appuntamento e uno slot, posso procedere alla schermata successiva. Il motivo della richiesta dell'appuntamento viene prepopolato con il nome del servizio, iscrizione biblioteca in questo caso. Inserendo i dati posso procedere anche all'ultimo step, che è quello del riepilogo dei dati della prenotazione, e confermando ottengo l'esito della prenotazione e viene inviata una mail all'indirizzo indicato e la mail riporta tutte le informazioni sulla prenotazione e il riepilogo in generale delle informazioni.
Importante dire sicuramente che poi l'appuntamento viene chiaramente prenotato tramite il servizio integrato nella piattaforma di porta, il servizio che si chiama My Calendar, per cui di fatto l'operatore dell'amministrazione si troverà nel suo back office il calendario delle prenotazioni effettuate dai cittadini in maniera, diciamo, visuale, con un riepilogo per settimana, mese o giorno. Di fatto questa prenotazione appuntamento usa il motore che già attualmente è stato distribuito ai vari comuni che lo stanno usando per il classico servizio di prenotazione appuntamenti su MyPorta. Grazie Matteo. Io farei velocemente, passare un attimo il testimone velocemente a Nicola per appunto un approfondimento su questa sezione di servizi. Grazie mille Matteo. Sì, buongiorno a tutti intanto. Allora, per quanto riguarda l'area di cittadino attivo, abbiamo appunto l'area personale che sarà accessibile sempre dall'header o da questa pagina qui di login dedicata e si passa tramite MyID, chiedo scusa, si passerà tramite SPID o CIE. Sì, vedi, chiaramente lo stiamo adottando per questione di presentazione. Esatto. E una volta effettuato l'accesso ho la possibilità appunto di navigare la mia area personale, mia area privata, dove avrò a disposizione tutto quello che riguarda le mie pratiche, i pagamenti, i documenti, i messaggi e le scadenze. Questi sono ovviamente dati di test che io posso filtrare comodamente tramite un campo data, tramite lo stato della domanda, ad esempio. Quindi abbiamo organizzato in questo modo qui, domande in sospeso, domande presentate, poi posso navigare le varie tab e visualizzare ad esempio i pagamenti effettuati, le posizioni aperte che posso andare a saldare. Ho tutte le informazioni relative ai miei pagamenti e anche qui posso filtrare comodamente per data, per tipologia. La stessa cosa per quanto riguarda i documenti caricati, quindi ad esempio una patente di guida, un passaporto, tutti i documenti che saranno a disposizione poi per i vari servizi erogati dai comuni, i messaggi, le notifiche e qui ad esempio le scadenze, quindi le deadline, i pagamenti che abbiamo visto anche nella sezione pagamenti e quindi l'area privata raccoglie tutte le informazioni relative al cittadino. Esatto, piccolo appunto Nicola, scusami, quello che stiamo vedendo relativamente ai pagamenti è un'integrazione con il prodotto MyPay del Regione del Veneto, per cui da quest'area privata il cittadino ha sotto controllo lo stato dei suoi pagamenti, dei suoi dovuti e potrà, al di là del pagare un versamento specifico conoscendo il suo codice, effettuare i pagamenti cliccando sui pulsanti di pagamento che vediamo all'interno della sua bacheca, quindi lo strumento sarà diciamo, uno strumento unico molto semplice da usare che raccoglierà l'esperienza utente all'interno di questo cruscotto. Come vedete, nonostante il passaggio di schermo tra Matteo e Nicola, quello che stiamo vedendo è un continuum del sito dell'ente, così come Agile chiede che l'esperienza utente tra il portale informativo e il portale servizi sia un tutt'uno. Questo è anche la direzione su cui MyPorta sta andando, quindi avremo un'area privata che si veste alla stessa maniera del portale istituzionale, quindi non ci sarà, diciamo, differenza da questo punto di vista e l'esperienza utente sarà di fatto lineare e continua, senza salti tra i due mondi. Quindi di fatto l'utente potrà saltare tra l'informazione e il servizio senza, diciamo, perdere l'orientamento da questo punto di vista. Scusami Nicola, ti rilascio la parola. Tranquillo, esatto. Tra i vari servizi, ad esempio posso farvi vedere che è ancora in fase di sviluppo,
ZTL modifica targhe CUDE, che è uno dei servizi messi a disposizione da un comune X. Quindi riusciamo ad andare a recuperare titolo e descrizione, dare la possibilità di inserire un link di supporto al cittadino, e qui viene generato dinamicamente sulla base del flow gestito a lato operatore il servizio tramite degli step come richiesto da Agida. Quindi ci sarà una suddivisione tra i dati generali e le preferenze del servizio che stiamo erogando attraverso questa schermata. Ecco, un appunto importante, Nicola: i servizi che stiamo vedendo in questo momento sono quelli che nel mondo MyPortal chiamiamo LED, e sono di fatto quelli che attualmente gli enti sono abituati a presentare ai cittadini attraverso lo strumento, il logo che si chiama MyPA. Quindi quegli stessi servizi saranno presenti in futuro sia sulla MyPA per un flusso classico che ripercorre, diciamo, quello che è l'esperienza utente di oggi, ma si troveranno anche nella nuova area privata dei servizi dell'ente. Quindi gli stessi servizi, con lo stesso servizio andiamo a coprire entrambi i luoghi, e come vedete ci sarà una sola configurazione, ma il servizio sarà disponibile in entrambe le versioni. La versione PNRR, quindi collegata al concetto di area privata del cittadino nel nostro ente, piuttosto che MyPA, che è in questo momento qui il luogo che raccoglie tutti i servizi, tutti quanti gli enti affiliati alla piattaforma MyPortal. Scusami. Esatto. Questo servizio, non mi sono spiegato, viene raggiunto tramite la pagina Nodo Servizi che ha fatto vedere prima Matteo nella sua dimostrazione, e tramite la scheda del servizio dedicato, esattamente come ha appunto prima presentato la parte riguardante la biblioteca e la prenotazione appuntamento. Quindi questo è un esempio di servizio, ma ne abbiamo molti altri. Ad esempio, ve ne faccio vedere un altro, quello di filo diretto, che allo stesso modo, come potete vedere, ad esempio in questo caso, giusto per dimostrazione, genera dinamicamente i singoli step, e in questo caso qui, ad esempio, non abbiamo una tab preferenze di servizio, quindi il tutto viene appunto generato sulla base del flow gestito a lato operatore. I campi vengono preempiti, precompilati sulla base dell'utente collegato, e ovviamente questo è in fase di sviluppo, e stiamo lavorando appunto per completare il flusso riguardante i servizi. Grazie Matteo, se siete d'accordo, io giusto per lasciare anche spazio agli altri colleghi che poi presenteranno la loro parte di comunicazione. Io intanto ringrazio i colleghi di Enova, spero che sia arrivato il messaggio. Da qui all'estate, all'inizio dell'estate, noi metteremo a disposizione un nuovo portale. Naturalmente chi ha già MyPortal si vedrà la nuova infrastruttura aggiornata con un piano di migrazione che decideremo. La migrazione sarà in larga parte garantita tra i contenuti precedenti e quelli successivi. Vi saranno anche a disposizione i 12 servizi che Regione Veneto si è impegnata a mettere a disposizione per il contesto PNRR, ma naturalmente se qualcuno volesse sviluppare un nuovo servizio che ha messo nella domanda e che oggi non è disponibile, lo potrà tranquillamente fare, magari con i fondi che gli deriveranno dal bando 141, piuttosto che investire quelle risorse per farsi accompagnare dalle aziende e siti del territorio per poter completare la migrazione, gestire i nuovi servizi, aggiungerne degli altri, perché
Noi abbiamo proposto 12 se ricordo bene Stefano, alla possibilità di essere in qualche modo messi a disposizione all'interno del bando PNRR, però se ricordo bene Stefano stiamo parlando di ormai una cinquantina di servizi che sono a catalogo dei LED regionali. Magari colgo l'occasione con questo Stefano di darti la parola. D'accordo, grazie Antonino. Buongiorno a tutti, sono Stefano De Colli, Regione del Veneto. Sì, confermo, i servizi sono numerosi, stanno continuando a crescere e credo che appunto continueranno a crescere anche con le premesse che ci ha lanciato Antonino prima per quanto riguarda il prosieguo delle progettualità regionali. Ecco, quello che io andrò a presentarvi ora sono alcuni elementi che riguardano proprio il supporto che Regione del Veneto è in grado di fornire agli enti per affiancarli in questo percorso che riguarda il PNRR, ma magari direi che riguarda più in generale quello che è una linea strategica, una visione a lungo termine, con cui appunto dove l'ente è chiamato appunto a muoversi in questa direzione per portare a termine quel processo di trasformazione digitale e di messa a disposizione dei servizi del cittadino che va al di là del PNRR. Quello che voglio dire è le linee guida Agid che ci sono sostanzialmente un qualche cosa di cogente e che quindi va perseguito anche al di là del PNRR. Per fortuna il PNRR ci dà in qualche maniera l'infa, almeno dal punto di vista economico, per poter iniziare a mettere a terra quello che appunto è un percorso che inizia ora ma che proseguirà anche dopo il PNRR stesso. Ecco, provo a presentarvi lo schermo così mi aiuto con delle slide che ho sotto mano. Condivido, vediamo se... Bene, mi date conferma che state vedendo quello che vedo io, spero. Cioè, Sì. Perfetto, grazie. Bene, allora cerco di andare veloce sulle prime. Da dove partiamo? Partiamo da una situazione nella quale la diffusione del tool MyP3, MyPortal 3 è direi molto diffusa a livello regionale. Ci sono in questo momento oltre 300 enti che stanno utilizzando MyPortal 3 nelle varianti di prodotto, quindi la versione completa piuttosto che la versione solo LED. E in questo istante, per contro, invece, abbiamo ricevuto un numero, direi al momento esiguo, di risposte all'informativa per il supporto, quindi rinnovo l'invito appunto a chi vorrà dopo questo webinar essere affiancato da Regione, è un sollecito sostanzialmente a perseguire appunto nell'invio di questa informativa. Le fasi per il raggiungimento degli obiettivi le conoscete già, vado subito veloce. Da dove partiamo? Ma io direi vi presenterei due situazioni, quella che riguarda appunto il sito in sé, quindi il pacchetto cittadino informato, e poi andiamo a fare un passaggio anche a quello che è la parte relativa al cittadino attivo. Per quanto riguarda il pacchetto cittadino informato, le situazioni che noi abbiamo immaginato sono di tre tipi, quindi un ente non ha MyPortal e vuole aderire a MyPortal, un ente ha già MyPortal e vuole proseguire con MyPortal 3.1, un ente invece desidera proseguire con un fornitore terzo. Nel primo caso cosa succede? Quindi un ente non ha MyPortal e vuole aderire appunto ai servizi offerti dalla Regione. Beh, c'è un processo, quindi c'è un'adesione formale, un'adesione tecnica, noi creeremo l'impianto privo di contenuti ma già messo a disposizione secondo quello che è il modello del nuovo ente tipo compliant al PNRR. E dopodiché ci sarà tutto insieme di passaggi, formazione, caricamento di contenuti, richieste di go live, fino sostanzialmente alla messa in esercizio del portale stesso e quindi fino a girare il DNS ed esporre il sito dell'ente sul nuovo portale di regione. Ecco, in tutto questo, è già stato detto in altri webinar, ma ribadisco, è importante che l'ente
si faccia in qualche maniera affiancare, perché Regione mette a disposizione senz'altro quello che è l'infrastruttura, lo strumento, ovviamente, come si diceva anche negli interventi precedenti, è a fianco delle aziende ICT per mettere loro a disposizione anche le conoscenze necessarie a poter poi supportare l'ente nelle fasi operative. Quindi qui abbiamo messo vicino appunto le diverse fasi anche quello che è l'owner delle attività. Per quanto riguarda invece gli enti che partono già da MyPortal 3, è previsto un processo che passa attraverso una migrazione, quindi dalla richiesta sostanzialmente di affiancamento regionale si va avanti fino appunto alla messa a disposizione del nuovo portale. Ad un certo momento ci sarà la migrazione dei contenuti, vi sarà la necessità di mettere le mani su questa migrazione da parte vostra e dell'azienda ICT che andrete a contrattualizzare per affiancarvi appunto in questo percorso, perché come abbiamo visto prima, l'alberatura dei contenuti, le taggature, il modo insomma di presentare quello che va presentato al cittadino è un qualche cosa di nettamente differente rispetto a quella che erano le precedenti regole, le precedenti linee guida agili sulle quali è stato sviluppato MyPortal 3. Quindi noi genereremo senz'altro degli automatismi in grado di prendere i contenuti e portarli tutti da un ambiente all'altro. Questi automatismi saranno anche in grado di porre all'interno appunto dell'alberatura e delle voci di primo, di secondo livello, quelle, diciamo, tutte quelle schede informative, tutti quei contenuti che hanno una corrispondenza precisa uno a uno tra il prima e il dopo, quindi tra la MyPortal 3 e MyPortal 3.1, per tutto quello che invece è dubbio o non ha effettivamente una corrispondenza, perché come sappiamo MyPortal 3 lasciava, direi, ampia libertà all'ente di decidere un po' come modellare i propri contenuti, cosa che invece sarà assolutamente più incanalata, direi, su binari un po' più rigidi, decisamente più rigidi su MyPortal 3.1, in quanto appunto l'obiettivo è quello di offrire al cittadino dell'ente A un'esperienza di navigazione, di ricerca, di raggiungimento del contenuto informativo che desidera appunto cogliere in maniera del tutto analoga a quella di un altro ente, quella dell'ente B, quindi una sorta di standardizzazione. Ecco, per questa ragione appunto ci sarà necessaria anche un intervento manuale sui contenuti per andare a sistemare e a corredare le informazioni delle taggature corrette all'interno del nuovo portale. Per quanto riguarda invece la scelta fatta verso una terza parte, lì non ci permettiamo di dire nulla, nel senso che l'ente è libero di scegliere anche di essere affiancato da una terza parte, in quel caso lì varranno un po' quelle che sono le linee d'azione che verranno definite assieme al proprio fornitore. Passiamo quindi alla parte del cittadino attivo. Ecco, su questa parte faccio una breve premessa che è la seguente. Come abbiamo visto poc'anzi dalla demo live proprio dei colleghi Bertuzzo e colleghi suoi, la parte di cittadino attivo, cioè la parte dei servizi, è strettamente interconnessa con la parte di portale. Che cosa significa questo? Significa sostanzialmente che non possiamo pensare più di agire come si sta agendo in molti casi ora, dove sostanzialmente il portale sta da una parte e i servizi stanno dall'altra. O meglio, i servizi possono essere senz'altro possono continuare ad essere erogati dalla regione, dall'azienda A, dall'azienda B, ma debbono tutti convergere. Quindi debbono convergere sia a livello di presentazione, come abbiamo visto prima, si deve partire dal sito e dentro il sito ci deve essere la scheda informativa del servizio e collegata alla scheda informativa del servizio ci deve essere la possibilità della fruizione del servizio. La fruizione del servizio va agita in un contesto, chiamiamolo così, di area personale del cittadino, ritagliata proprio sullo specifico ente,
E in quel contesto lì, poiché l'area personale è una e una soltanto, in quell'area personale dovranno convergere sostanzialmente tutti i servizi fatti da qualsiasi vendor, da qualsiasi, diciamo così, da chiunque metta a disposizione un servizio digitale. Il secondo aspetto che va sottolineato, lo ribadiamo noi, ma è stato più volte sottolineato anche in questo caso dai colleghi del Dipartimento nel contesto di altri webinar. L'altro caso è stiamo iniziando un percorso articolato, un percorso che avrà una certa durata, che va appunto nella direzione di costruire una trasformazione digitale, di perseguire una trasformazione digitale che vada in una direzione unica. Che cosa voglio dire questo? Vada in una direzione unica integrando sostanzialmente in forma sempre più evoluta quello che è il contesto degli strumenti in uso all'interno dell'amministrazione comunale. E se parliamo in questo caso di domande, il primo contesto che va sicuramente integrato è quello che riguarda la sottomissione della domanda in via formale, in via ufficiale, quindi il protocollo. Ecco, allora quello che vi presenterò va proprio a tener conto anche di questo aspetto, quindi il fatto che un servizio digitale, ovviamente un servizio digitale che ha un impatto, quindi che costituisce sostanzialmente, va a in qualche modo ad attivare un'istanza vera e propria, quindi deve passare per il protocollo, ebbene sia automatizzato anche quel passaggio lì. Ovviamente la richiesta di appuntamento o la segnalazione di un'anomalia sul territorio non hanno attinenza con il protocollo, invece la presentazione di una domanda per l'iscrizione all'asilo nido piuttosto che per la fruizione del servizio di trasporto scolastico, direi proprio di sì. Ecco, tenendo conto di questo, quindi queste cose che vi ho appena detto, vi presento quello che stiamo facendo a livello regionale. Quindi gli scenari sono tre, si parte da sono quattro a dire la verità, sono tre, il terzo caso si divide in due. Chi ha MyPortal adotta i LED di regione. Chi non ha MyPortal e vuole adottare i LED di regione, piuttosto che servizi di terze parti che in qualche maniera debbono integrarsi o in MyPortal piuttosto che all'interno di altri siti. Vado veloce. Allora, adesione dei singoli LED con MyPortal, quindi servizi di regione dentro il sito di regione. Abbiamo visto prima, è tutto integrato, quindi ci sarà, noi mettiamo a disposizione al momento questi primi 12 LED compliant PNRR, ci saranno anche gli altri di cui si parlava prima, ma intanto partiamo da questa dozzina di servizi. E quindi l'ente dovrà chiedere il supporto di regione per la parametrizzazione assieme all'azienda ICT che andrà ad individuare quale azienda di supporto. Ci saranno i test, la personalizzazione, l'integrazione con il protocollo dove necessaria, i test generali giù fino alla pubblicazione del LED. Due parole veloci sull'integrazione con il protocollo. Che cosa sta facendo Regione? Ma direi più di 2 anni Regione ha concepito e reso pubblico un documento che definisce quella che noi chiamiamo l'interfaccia unica di protocollo. Questo perché? Ma perché se i servizi digitali debbono interfacciarsi appunto con i protocolli di terze parti, non è che si possano costruire, dato un servizio, N varianti del servizio, uno per collegarsi col protocollo del vendor A, uno con il vendor B, uno con il vendor C, eccetera, eccetera. Noi abbiamo ideato quindi uno standard con cui i servizi in ambito regionale si interfacciano verso il protocollo ideale.
quindi il protocollo standard. Da questo punto di vista, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che già 4 aziende fornitrici di protocollo hanno recepito lo standard di protocollo nativamente dentro il protocollo stesso, quindi siamo in grado di dialogare in maniera nativa tra i servizi digitali di Regione del Veneto e queste realtà che hanno appunto che mettono a disposizione del territorio i loro prodotti. Non solo, Regione del Veneto, grazie ad una stretta collaborazione con il territorio, con la progettualità di cui si parlava prima, in questo caso la progettualità che riguarda le autorità urbane, mette a disposizione 7 connettori di protocollo per altri sostanzialmente vendor di protocollo che al momento non hanno ancora recepito questo standard regionale o sono in fase di recepimento. Quindi mette a disposizione un oggetto che sta in mezzo, sta proprio tra quello che sono i servizi di regione e dall'altra parte il protocollo dell'ente, e che da un lato parla il linguaggio sostanzialmente dell'interfaccia standard di protocollo regionale e dall'altro è in grado di dialogare con lo specifico protocollo. Ecco, fatto questa premessa per dire che Regione del Veneto, questo approfondimento per dire che Regione del Veneto si è già mossa e sta già operando in questa direzione proprio per integrare i protocolli. E questo che vi sto dicendo diventa quindi, direi, un must, quindi un qualche cosa che va assolutamente chiesto ai fornitori, qualunque essi siano, nel senso che se voi sceglierete un domani una soluzione diversa rispetto a quella che è la soluzione dei servizi di regione, l'integrazione con il protocollo è un qualche cosa che quel servizio deve garantire. Per quanto riguarda invece l'addizione dei singoli LED senza MyPortal, che cosa possiamo dire? Noi mettiamo a disposizione questi servizi, così come abbiamo fatto fino ad oggi. Il processo quindi passa attraverso l'adesione formale, tecnica, eccetera, eccetera, eccetera. L'ultima parte, che è quella che riguarda l'interazione e l'integrazione dei servizi di regione nei portali di terze parti, quella è a carico e va assolutamente definita e concordata con il fornitore del portale stesso. Quindi qui ci dovrà essere una interazione molto forte appunto tra regione e il fornitore per verificare in che modo appunto integrare i servizi di regione all'interno di quello specifico prodotto. Siamo infine sull'ultima slide, quella che vi parla invece del caso in cui sia necessario integrare servizi di terze parti all'interno di MyPortal 3.1, piuttosto che servizi e portali offerti totalmente all'esterno. Bene, allora nel primo dei 2 sottocasi noi che cosa stiamo facendo? Noi abbiamo previsto come pubblica amministrazione che ci sia la possibilità di integrare dentro al MyPortal 3.1 anche servizi di terze parti. Abbiamo visto nella dimostrazione di prima, nella demo appunto, che anche quest'area personale avrà un header e un footer del tutto in linea con quello che è appunto il portale. Siamo nel caso in cui il portale è MyPortal, l'area personale quindi sarà l'area personale di MyPortal. C'è una zona centrale appunto di quest'area personale che sfruttando delle soluzioni tecnologiche avanzate, che in questo caso sono soluzioni che vanno sotto il nome di micro front-end, permettono di integrare servizi di terze parti, ovviamente qualora le terze parti sviluppino con tecnologie compatibili. Quindi noi abbiamo, in poche parole, il messaggio che voglio lasciarvi è questo: abbiamo la soluzione per integrare anche i servizi di terze parti, per esporre quindi, così come prevedono le linee guida Agit, in un unico contesto d'uso ed esperienza d'uso per il cittadino, servizi di regione assieme a servizi di terze parti e offrire anche quindi quanto abbiamo detto poc'anzi, quel contesto sostanzialmente di continuità e di uniformità nella presentazione dei servizi verso il cittadino.
Nel caso in cui invece l'ente scegliesse servizi e siti di fornitori esterni, ma l'abbiamo detto tra le righe, si può fare benissimo, vanno poste tutte quelle attenzioni che sono emerse nel corso appunto di questa presentazione, di questo dialogo. Quindi oltre al fatto di partire da un sito che sia idoneo, insomma, agli elementi di base previsti dal PNRR, direi che la cosa essenziale è che quel sito sia un sito che opera in maniera aperta per poter concepire all'interno della propria area personale i servizi di quello specifico fornitore, ma anche i servizi di terze parti, che sia in grado di integrare anche i servizi di regione e direi, giusto perché non chiudere con la ciliegina sulla torta, che dialoghi in maniera attiva con il protocollo dell'ente. Quindi credo di aver detto tutto, ci sono veramente attenzioni importanti da porre. Quello che noi premeva appunto sottolineare è che ovviamente con la proposta di vicinanza regionale assieme a quello che sarà l'azienda ICT che voi sceglierete per affiancarvi in questo percorso, noi abbiamo insomma riflettuto e stiamo mettendo a disposizione una soluzione che sia una soluzione appunto aperta, una soluzione che vi permette di far convergere all'interno di MyPortal e di MyPortal più servizi anche quei servizi di terze parti che voi vorrete portare a bordo del sistema. Ecco, io mi fermerei qui e lascerei la parola a Giovanni. Sì, buongiorno a tutti, sono Giovanni Pigato e vi presenterò l'informativa per aderire al supporto che abbiamo redatto lo scorso mese per appunto per aderire alle fasi di supporto per il cittadino attivo, cittadino informato, come ha perfettamente spiegato Stefano. Vi proietto lo schermo. Ditemi se vedete. Dovreste sì, vedere. Vediamo, Perfetto. Giovanni. Ok, allora, grazie alla collaborazione con ANCI Veneto, il 7 marzo abbiamo spedito via PEC a tutti gli enti della Regione del Veneto questa informativa che, brevemente spiegherò la struttura, permetterà di aderire al supporto regionale per appunto l'attuazione dell'avviso 141. Come è strutturata questa informativa? Molti di voi probabilmente l'avranno già inviata, però come abbiamo visto inizialmente i numeri sono ancora esigui rispetto al numero di enti che hanno adottato MyPortal in una delle due versioni, e quindi vorrei sollecitare, anche ha visto la demo e anche le varie possibilità, ad aderire a questa opportunità perché ovviamente le possibilità anche la nuova versione sono aderenti alle linee guida Agide e perfettamente in linea con gli obiettivi dell'avviso. L'informativa è molto semplice e segue gli obiettivi del bando, quindi si divide in una sezione introduttiva in cui il comune potrà elencare i nomi dei referenti, i codici identificativi, eccetera. E poi sarà divisa in due sezioni. La sezione per aderire a MyPortal 3.1, specificando se si vuole aderire da zero se non si dispone di nessuna versione di MyPortal, o se si vuole aderire all'aggiornamento di MyPortal alla versione 3.1 presentata precedentemente, disponendo già della versione di MyPortal 3. Questo è l'obiettivo del cittadino informato, come ha spiegato prima Stefano. E quindi compilando questa sezione si aderisce alla parte dell'obiettivo cittadino informato. Per aderire all'obiettivo cittadino attivo si può compilare anche la sezione B, dove vengono presentati i 12 LED che mette a disposizione Regione. Qui per motivi di spazio è un esempio, non è un elenco completo, ma nell'informativo ovviamente saranno 12.
dove semplicemente con la descrizione del servizio si può pingare la spunta e compilare appunto l'informativa, e al rinvio verranno selezionati i LED che verranno messi a disposizione dell'ente. Ovviamente se un comune qui può scegliere la combinazione che vuole, si può scegliere la sezione A, quindi solo MyPortal, quindi solo cittadino informato, compilare solo la sezione A e spedire l'informativa. Compilare la sezione sia A che B, quindi aderire sia a MyPortal sia ai servizi, quindi che è l'obiettivo cittadino attivo, servizi più LED, e oppure anche semplicemente solo i LED, che era uno dei casi che ha spiegato Stefano, quindi disporre già di un portale proprio, autonomo, fornito da fornitori terzi, però avere messo a disposizione dei servizi da parte di regione. E in seguito ci sarà una sezione in cui si chiede anche si chiede il nominativo dell'azienda ICT con la quale si contrattualizza per motivi organizzativi, ovviamente. Come avete visto prima, moltissime fasi, sia dell'obiettivo cittadino attivo che informato. La regione deve interfacciarsi con le aziende ICT, collaborare, integrare i servizi agli applicativi, e quindi è utile per anche motivi organizzativi, sessioni, tavoli di lavoro, potersi organizzare con le aziende, quindi sarebbe utile compilare anche quella sezione lì. Come ho detto, grazie ad ANCI Veneto è stata inviata questa PEC, una PEC del 7 marzo, tramite l'informativa la circolare, scusate, numero 19 di ANCI. E tuttavia, se non è stata vista, è di difficile reperibilità, si può ritrovare facilmente sul sito di ANCI Veneto in una sezione che vi metto in chat il link, dove è stata caricata, e quindi si può andare sul sito, scaricarla, compilarla e inviarla come è scritto nelle istruzioni, tutto scritto nell'informativa, via PEC alla PEC di ANCI Veneto. Sul sito, sullo stesso link che vi inoltrerò in chat, oltre a questa informativa c'è un'altra informativa per un altro avviso, che è quella di MyPay, però è slegata in caso vi interessasse è reperibile anche lì, però è slegata da questa presentazione, quindi la tratteremo in altri momenti. Questo è ovviamente fondamentale, perché tutto quello che avete visto prima, per venire messo in pratica e avvenire, noi dobbiamo avere accortezza precisamente di cosa volete fare, nel senso, se volete aderire solo a MyPortal o ai LED, quindi l'adesione tramite l'invio di questa informativa è fondamentale per ottenere il supporto regionale nell'attuazione dell'avviso 141. Ecco, io ho finito questa breve precisazione e lascerei la parola ad Antonino. Sì, grazie Giovanni. Se siete d'accordo, proviamo a rispondere alle domande che sono arrivate in chat. Inizierei dalla prima domanda che ci arriva da Tommaso Dincalevis, ci chiede se dobbiamo trasmettere, ci avverte che gli enti devono trasmettere, nel caso dell'ente di Tommaso naturalmente, entro il 3/6 i dati relativi alla contrattualizzazione. Quindi nome, ditta individuata e contratto. La ditta individuata per il cittadino informato dovrà asseverare la sua parte ed anche quella dei servizi. Che indicazioni ci sono in merito per poter procedere con MyPortal? Allora, intanto volevo ricordare a tutti gli enti che nel caso in cui ancora non aveste le idee chiare, sono previste dei bandi la possibilità di chiedere delle proroghe, almeno 2 di 30 giorni, se ricordo bene, con una semplice comunicazione. Per quanto riguarda invece il contesto dell'asseverazione, l'asseverazione è un'asseverazione che viene fatta da Agid, scusate, dal Dipartimento, quindi non è l'azienda che deve asseverare,
le indicazioni in merito per poter fare l'asseverazione rispetto all'utilizzo di MyPortal sono quelle che noi stiamo percorrendo in queste settimane e mesi, dove ogni nostra scelta di adeguamento del portale MyPortal ai requisiti previsti dal bando sono scelte che noi condividiamo con i colleghi del Dipartimento e con i colleghi che si sono occupati di stendere le linee guida per i siti della PA. Quindi quello che noi metteremo a disposizione degli enti è stato sottoposto a una preventiva validazione da parte del Dipartimento. Ci aspettiamo di conseguenza che le asseverazioni siano tutte coerenti con quello che ci è stato indicato come soluzioni e che noi abbiamo indicato. Spero di aver risposto a Tommaso. Un'ulteriore domanda: i servizi saranno personalizzabili? Un ente potrà creare dei format da zero? Allora, noi metteremo a disposizione i servizi che sono previsti dal catalogo che vi abbiamo messo a disposizione, i 12 servizi, che voi sapete devono rispondere a specifici requisiti, e quindi la personalizzazione non può variare quelle che sono le indicazioni che ci vengono dal Dipartimento per la transizione digitale, pena il fatto che rischiamo di non passare l'asseverazione. E in ogni caso l'infrastruttura di MyPortal è stata costruita per dare la possibilità di creare l'ennesimo LED, l'ennesimo servizio, quindi c'è la possibilità di fare dei servizi da zero. Un'altra domanda ci chiede: per chi ha già MyPortal 3.0 i contenuti potranno essere migrati con un automatismo ovvero dovranno essere ricaricati e vagliati? Saranno ricaricati, saranno migrati con un automatismo. Adesso stiamo ancora capendo quanto questo automatismo possa limitare al massimo qualsiasi tipo di ulteriore esigenza di modifica, magari di qualche aspetto, però ecco, la migrazione sarà automatica. Naturalmente, se ci sarà bisogno di aggiustare qualcosa, vi faremo avere fra un po' i modelli di migrazione, vi faremo capire anche, fra un po' significa da qui a un mese più o meno, dove noi abbiamo previsto di fare una nuova sessione di questo webinar, dove vi diamo conto di come stanno avanzando i lavori, e quindi saremo anche in grado di darvi più dettagli sul tema degli automatismi, che comunque viene garantito a tutti gli enti che hanno già MyPortal 3. Un'altra domanda riguarda l'area privata dei servizi, e la richiesta è se viene popolata integrandosi automaticamente con il software gestionale dell'ente. La risposta dell'automaticamente è: naturalmente non è che possiamo caricare automaticamente la qualsiasi, non c'è un meccanismo automatico, le integrazioni andranno definite di volta in volta. Prima Stefano De Colle ci raccontava come abbiamo integrato praticamente la maggior parte dei protocolli diffusi, dei sistemi di protocollo diffusi sul nostro territorio. L'integrazione con i software gestionali dovrà essere di volta in volta verificata e realizzata. Il modello naturalmente che noi proponiamo agli enti è che non lo dobbiamo fare 563 volte per ciascun ente, ma quando c'è stata un'integrazione di un gestionale con la nostra infrastruttura, quell'integrazione poi è valida per tutti. Una richiesta ancora di Simone di S2: mi chiedevo
ci dice Simone, farete riferimento al fatto che le in-house possono essere un supporto su questo bando? Certo che le in-house sono un supporto per questo bando, dal nostro punto di vista proprio per il loro ruolo di in-house e quindi di partner privilegiati degli enti che appartengono a quella compagine. Dal nostro punto di vista le in-house sono il luogo ideale per farsi accompagnare dagli enti per tutta una serie di motivi, non ultimo il fatto che, appunto, essendo la società in-house dell'ente, mi sembrerebbe così sorprendente che ci si facesse appoggiare da qualcun altro. Tra l'altro noi come Regione Veneto con l'in-house abbiamo un rapporto naturalmente, per la natura di questi soggetti, abbiamo un rapporto privilegiato. Un'ulteriore domanda: la versione attuale di MyPortal 3 continuerà a funzionare fino a quando l'ente lo riterrà necessario, comunque dopo l'attivazione della nuova versione? Se Stefano non mi contraddice, la scelta dello switch off la facciamo quando siete pronti, ecco. Quindi quando diciamo che il nuovo sito è nelle condizioni di essere pubblicato. Dico bene, Stefano? Sì, e in particolare per questi siti tematici, come li abbiamo chiamati, questi potranno al momento appunto convivere con quello che è, così come sono, con il sito MyPortal 3.1 istituzionale dell'ente. Quindi come dicevi te, poi questi siti tematici potranno essere valutati in un secondo momento e potrà essere valutato lo switch off per portarli appunto su una versione successiva. Grazie Stefano, hai risposto anche alla seconda domanda. I siti non istituzionali continueranno a funzionare con l'attuale versione di MyPortal 3? Certo che sì. Il backend dei servizi al cittadino esporrà web services che consentiranno l'aggiornamento dello stato di avanzamento dell'istanza online da parte del software di terze parti? Assolutamente sì, è già attiva la possibilità di valorizzare la MyPI, di conseguenza il contenuto sarà presente anche nella parte di l'abbiamo chiamata non area riservata, se non sbaglio Stefano, no? Nella nuova versione di MyPortal 3. Sì, area riservata, area personale. Area personale, anche l'area personale sarà una quota a parte, come dire, un sottoinsieme dei contenuti della MyPI, quindi oggi sì, la MyPI è in grado già di acquisire via web services avvisi o comunque insomma stati di avanzamento, e quindi il cittadino si ritroverà anche sull'area riservata, sull'area personale. Dobbiamo trasmettere entro il 3.6 i dati relativi alla contrattualizzazione, quindi la medita copia contratto determina, la ditta individuata per il dovrà essere anche attivo, la ditta individuata per il cittadino informato dovrà asseverare anche la parte di cittadino attivo se sviluppato da altra ditta. Che indicazioni sono in merito per poter procedere con MyPortal per entrambi i progetti piuttosto che solo per il cittadino informato? È un po' un'ulteriore domanda sul punto di Tommaso di Incalevis. Allora, intanto ribadisco che l'asseverazione non la fa la ditta, l'asseverazione la fa il Dipartimento con le sue persone. Andranno a verificare per quanto riguarda il cittadino informato con un crawler se risponde ai requisiti che sono previsti dalla normativa. Per quanto riguarda il cittadino attivo, da quelle che sono le nostre indicazioni non vi saranno grandi controlli di asseverazione,
e in ogni caso noi mettiamo a disposizione sia, come diceva Stefano nel suo intervento, sia la parte di cittadino attivo, sia la parte di cittadino informato, naturalmente entrambi anche, così come noi le abbiamo realizzate e vi stiamo rendendo conto degli sviluppi che stiamo facendo. Se per esempio un ente vuole utilizzare il cittadino informato con la Regione Veneto e il cittadino attivo con un'altra ditta, sarà cura di chi fa questa scelta di fare in modo che entrambi i due prodotti siano coerenti con le indicazioni che ci vengono fornite dal Dipartimento, e quindi che superino l'asseverazione. Noi, se vediamo tutti e due i prodotti, vi possiamo dire il cittadino attivo e il cittadino informato l'abbiamo sviluppato secondo le indicazioni del Dipartimento, quindi abbiamo una ragionevole certezza che supereranno l'asseverazione. Se fate delle altre scelte, noi non possiamo sapere come gli altri hanno interpretato il cittadino attivo o il cittadino informato e se questo è coerente con le asseverazioni. Ecco, dovete rivolgervi a chi, alla ditta che vi mette a disposizione l'altro componente. Ecco. Spero di aver risposto. Ancora, le soluzioni di integrazione con il protocollo che RWE ha elaborato e definito con i 4 fornitori di servizio del protocollo prevedono l'assegnazione automatica di istanza all'ufficio destinatario senza necessità di smistamento da parte di un'operatrice di protocollo. Stefano, se mi aiuti tu, perché io non ho un dettaglio della... Allora, la cosa è in fase ancora evolutiva, in ogni caso si punta anche ad arrivare fino a questo livello di automatismo. Certamente il tutto deve essere poi confrontato con quello che è, chiamiamola, l'organizzazione interna dell'ente, no? Quindi in ogni caso quelli che noi abbiamo chiamato appunto connettori di protocollo piuttosto che l'integrazione diretta permettono di raggiungere in profondità quello che è il destinatario. Questo dal punto di vista del protocollo. Teniamo comunque presente che l'ufficio specifico riceverà la stessa cosa all'interno di quello che è la My Intranet, quindi il back office sostanzialmente del portale di MyPortal, dove avrà un contesto differente per gestire appunto in fascicoli elettronici che non sono quelli del protocollo le diverse domande che sono di propria competenza e che deve in qualche maniera poi far avanzare nel corso appunto di quella che è l'iter ordinario. Grazie Stefano. Ulteriore domanda, sarà possibile integrare altri servizi oltre ai 12 presenti, magari creandoli ad hoc tramite il fornitore del CT a cui si affida il servizio di supporto? Assolutamente sì, vi consigliamo, se avete qualche esigenza particolare, siccome ci sono già degli enti che stanno sviluppando nuovi servizi proprio utilizzando i fondi del PNRR, prima di dare incarichi di sviluppo, naturalmente avete visto l'informativa che vi abbiamo dato, fatecelo sapere perché magari li sta già sviluppando qualche altro comune o comunque si è già preso l'onere di svilupparlo un altro comune. In quel caso avete già il servizio catalogo di MyPortal e quindi avete solo l'incombenza di farvelo mettere a disposizione da parte di Regione Veneto e farvi aiutare da un fornitore per poi le questioni organizzative per gestire l'erogazione del servizio. Ancora il 0306 mi dicono è già stata chiesta una proroga e quindi in qualche modo Tommaso ci dice che
la scadenza, insomma, sembra mandatoria, così come anche la Martino Bicego propone la stessa questione, cioè di aver fatto la proroga 2 volte. A me risulta tuttavia che è possibile fare 2 proroghe automatiche, ma c'è anche la possibilità di fare una richiesta di una proroga ulteriore. E quindi, se volete avere maggiori dettagli da questo punto di vista, cioè su come si fanno le proroghe ulteriori, potete contattare i vostri referenti del Dipartimento, però ecco, a me risulta che si possano anche chiedere delle proroghe oltre a quelle automatiche. Ecco. Ulteriore domanda: per la migrazione dei contenuti in caso di adesione a MailPortal, avete ipotizzato costi standard per i servizi da affidare esternamente? Vado a memoria, ma mi sembra proprio di sì. Noi abbiamo fatto uno studio con proprio l'obiettivo di definire alcuni costi standard, e questi costi standard li potete trovare, se ricordo bene, Antonio, sul sito di Agid, e quindi potete raffrontare eventualmente le offerte che vi vengono dalle aziende ICT, che a me risulta, insomma, siano diverse, che offrono servizi proprio di migrazione o comunque di utilizzo di MyPortal. Ulteriore domanda: chi personalizza i LED messi a disposizione in base alle caratteristiche del singolo ente? Allora, noi vi mettiamo a disposizione il LED per così come è stato definito dal percorso che abbiamo visto, che abbiamo fatto in collegamento con i colleghi del Dipartimento, e quindi vi viene messo a disposizione quel servizio. Se avete bisogno di fare delle personalizzazioni, le potete chiedere a qualsiasi azienda che ha già collaborato o vuole collaborare con le Regioni del Veneto, e noi metteremo a disposizione a questa azienda tutti i supporti per poter aiutare l'ente a sviluppare l'utilizzo, insomma, o la personalizzazione di quel servizio. Ulteriore domanda: il Dipartimento nella sezione gestione del progetto soggetti realizzazione chiede denominazione, soggetto realizzazione, partita IVA, codice fiscale, indirizzo, sede. Indichiamo Regione del Veneto? Assolutamente no, noi non siamo un'azienda, non potete contrattualizzare nulla con noi. Noi vi mettiamo a disposizione l'infrastruttura, ve la mettiamo a disposizione gratis, senza costi di manutenzione aggiuntivi, per poterla utilizzare al meglio, per poter gestire i servizi, per poter fare tutto ciò che vi serve poi per non solo avere a disposizione il prodotto, ma anche gestirlo opportunamente per erogare i servizi. Dovete rivolgervi al mercato e quindi alle aziende ICT che conosciamo, insomma, e questi soggetti sono ben conosciuti, insomma, ce ne sono diversi che lavorano. Per quanto riguarda l'anagrafica del titolare effettivo, chi va indicato? Non so se c'è qualcuno dei miei colleghi che mi può aiutare su questo. Mi sembrerebbe da dire che il titolare è l'ente. Non so se qualcuno mi può aiutare dei miei colleghi su questo. Mi sembra di no. Allora ci facciamo carico noi di chiedere ai colleghi del Dipartimento e poi rispondere a Tommaso per le vie brevi. Allora, mi sembra che non ci siano altre domande da questa parte. Forse c'è qualcosa su... Cortesemente, Maria Rosa
Capozzo, cortesemente la prenotazione dell'appuntamento prevede l'invio di una mail di comunicazione all'ufficio per il quale è stato prenotato l'appuntamento? Stefano, mi aiuti tu qui? Sì, a me risulta che ci sia anche l'invio della mail, sì. Ottimo. Il mio ente non ha partecipato al bando perché pensava lo facesse la regione. Posso avere comunque l'aggiornamento della nuova versione? Certo, noi metteremo a disposizione l'aggiornamento della nuova versione per tutti gli enti che abbiano partecipato o meno al bando PNRR, così come è nostra intenzione con il tempo, magari a fronte delle risorse del PNRR FESR prossimo 21, di adeguare anche tutti gli altri servizi. Prima dicevamo, no Stefano, ne abbiamo una cinquantina ormai e se ne stanno aggiungendo degli altri. Noi abbiamo garantito l'adeguamento alle linee guida dei 12 servizi che vi abbiamo indicato, ma l'obiettivo nei prossimi mesi sarà di, a prescindere dal PNRR, di arrivare a un completo adeguamento di tutti i 50 o quel che saranno servizi che naturalmente da oggi in poi, quando andremo a sviluppare dei nuovi servizi, saranno coerenti con quelle linee guida lì, ecco. Io non vedo altre domande, se c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa. Mi sembra di no. Allora, intanto io vi ricordo che tra circa un mese, a fine aprile più o meno, faremo un'altra iniziativa di questo tipo e vi metteremo a disposizione e vi faremo vedere come stanno sviluppandosi le attività e crediamo di poter arrivare già a fine aprile a mostrarvi un prodotto solido per poi rilasciarlo prima dell'estate, prima dell'inizio dell'estate, quindi entro giugno, in maniera tale che i colleghi possano cominciare anche a concretamente i piani di migrazione. Vi chiedo la cortesia di mettervi in contatto con noi, non solo di compilare l'informativa, ma vi chiedo la cortesia di mettervi in contatto con noi per qualsiasi domanda. Voi sapete che noi abbiamo uno sportello PNRR con un numero di telefono attivo. Se ci fossero dubbi, se ci fossero qualsiasi tipo di richiesta, vi preghiamo di farci avere le vostre indicazioni, che noi proveremo a rispondere a qualsiasi perplessità. La fase di contrattualizzazione si dovrebbe chiudere a breve, al netto delle eventuali proroghe che potrebbero essere richieste. Vi sollecitiamo veramente a stringere i tempi delle informative che vi abbiamo chiesto. Prima riusciamo a capire quanto è il carico di lavoro che abbiamo, che dobbiamo gestire, prima riusciremo insomma a darvi le risposte necessarie. Quindi, se non ci sono altri temi, io vi saluto, ringrazio naturalmente tutti i colleghi di Enova, di ANCI Veneto, i miei colleghi regionali, e vi do appuntamento da qui a un mese, dove faremo un'altra iniziativa di questo tipo. Arrivederci, a presto.